You ass! Come here, ass! Fuck! Canto quinto! Dio ha apparso a Luca e a Paolo! Gli ha detto di attraversare tutta l'Italia! Ma che minchiarichi? E che dico? Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto Luca e Paolo? Che Dio, cavolo dici? Dio ha apparso a Ma Luca e sei a Paolo! sicuro? Sì, ha detto di attraversare tutta l'Italia! Ma E di trovare qualcosa di tutte buono! minchiate su, Non sono tutte minchiate! minchiate sono. Ah, suona! Donne. Parlate di accidia? Ho fatto del bene. Una volta mi sono tirato indietro, devo dire. Come mai sei tirato? Sono stato accidioso. Lei mi pregava, non ce l'ho fatta. Era troppo giovane. Era troppo giovane? 23 anni, Ma guarda che 23 anni va benissimo come età, non è che poi ne Ma abbiamo non è vero. 15, 23 anni sono bambine. Dai 35, 36, 40, quelle sì che sono donne. 40 cominciano a essere un po'... L'ultima 68. Ma che schifo, ma questa è esperienza. perversione, ma... Che esperienza. Ci credo. No, quella è una che ci siamo baciati. Con la lingua, Sì. Madonna, 68 anni. Si è levata i denti e via. Oh, per favore. Le piace a lei? Pensarci mi commuovo, guarda. A me magari mi è nausea. No, perché è mancata da poco. Ma vabbè, ma basta. Ecco, una morta mi manca. Tu la Cidia la conosci come peccato? È ovvio. Cosa vuol dire? L'accidia è... E quando sei... difficile spiegare l'accidia perché... Beh no, insomma... Capita quando proprio... Che cosa? No? Che cosa no? Che dici... Tu sai cos'è l'accidia? Ma certamente. Cioè, ovvio, l'accidia la sanno tutti cos'è. No, non lo sanno tutti. Non lo sanno tutti, dici? No. Beh, guarda che la nostra città è diventata veramente ignorante. È una cosa... Tu lo sai? Leggevo su Repubblica. Cosa? Leggevo sul giornale che praticamente l'80% delle Sì? persone non sanno Eh? tra il Manzoni e il Leopardi che è scritto come si sposa. Lo sai, no tu? Ho messo su un tempo, guarda. È la pigrizia fare il Culo. No, la pigrizia fare... a fare il il vescovo. Cosa? La pigrizia a fare il bene, capito? Pigrizia fare bene, cioè non hai voglia di fare del bene agli altri. Esatto. Cosa ho detto io? All I see is the truth now. That's all I want you to know. That I'll never turn my back on you and leave you out there on your own. Qua ci siamo nel posto dei trulli, questi sono i trulli. Di che cosa? Di Alberobella.
parlano così qui? Cosa facciamo, Paolo? Andiamo di là o andiamo di qua? Andiamo di qua. Ma sì, andiamo di qua, dai, che ci frega a noi. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Guarda, che panorama che praticamente si viene ad aprire, che scorcio, va a vedere probabilmente che e dopo lo scorcio. racconta agli amici. Beh, And when the music starts, I never wanna stop. It's gonna drive me crazy. Sai cosa che mi piace qua di Alberobello? Che c'è troll. che c'è un sacco di gente in giro. Ma io non capisco se ci abito dentro questi maledetti trolli oppure disabitati. Però scusa, io sento dei passi. Music makes the people come together. È bello, no? Dimmi Giancarlo, dimmi. Ma ci verresti ad abitare? Non ci vivrei. Minu. Non ci vivrei. Come Venezia, guarda. Non ci vivrei. Sarà bella Venezia. Sarà bella. Non ci abiterei. Non ci vivrei. Non ci abiterei. Non ci vivrei. qua c'è il rispetto per il silenzio, prima di tutto. Veramente. Perché se parli così vedi. Non si vede. Questi sbracci. Anzi, qua è brutto in questo ambiente così, un citofono così a modernizzare il tutto. Secondo me non se ne accorgono. Con più che ci sono, con più che non ci vivrei. No, c'è troppo silenzio. C'è troppo silenzio. Torniamo dal carro, dai. Torniamo dal carro. Ce ne andiamo albero bello, ce ne andiamo albero bello. Primo bivio, Ce ne andiamo ad albero bello, dicevo, con la consapevolezza che non ci vivremo mai a vivere. Cioè, albero bello. Bello, eh? Bello, Bellissimo. Oh, albero bello. No, però non c'è un cazzo più che altro. Non c'è. Non c'è niente. E poi non ho visto neanche un bell'albero. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. Ti dico cosa farei allo stangone della 187? No, è mia moglie. Infatti. Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's Another rubber tail. I wanna please the camera. I wanna die, I'm gonna die, I'm gonna Ehi capo,
Ti vedo dubbioso alla guida. No, guarda, sto guidando... Metti in moto. Ecco qua, metti in moto. Ti dà mica fastidio se mentre guidi tocco? Ma eri più rispettoso un po' di tempo fa. Mi stracci proprio l'anima, eh? Non mi dire così, capo. Mi rompi le balle, scusa, eh? Non mi dire così, capo. Quando torniamo a Fantasilandia, capo, non ce la faccio più a stare in questo programma di merda. Cosa c'entra il programma? Ma vai! Stavamo così bene nel telefilm, io e te, capo, quando io non arrivavano stavo tutti. E noi gli dicevamo benvenuti a Fantasilandia. E adesso mi hai messo qui. Vedi Paolo, la vita è un trullo. Puoi entrare e puoi uscire. Paolo? Paolo? Praticamente queste cose che sono i trulli qua, ci piace molto. Hai visto il troll? L'ho visto il Sono troll. piaciuti. Sì, l'ho visto. Hai visto il troll? Sì, ho visto. Sei entrato dentro ai troll? Sono entrato. Hai visto le donne che sono dentro ai troll? No, non l'ho visto, credo. Che ci sei venuto a fare allora per dare i trulli? Se non hai visto le donne che sono dentro ai troll? Non le ho mai viste le donne. Le donne dei troll sono particolari. Come sono? Sono brutte, guarda. Non ho mai visto una donna così brutta dai troll. Allora... Però tu entri, ti fanno un passaggio. Ah, ti fa... Magari che non è... Con la musica un po'... Magari che quello è in Thailandia, no? Lasciami dire, ti fanno il massaggio. Ti fanno il massaggio. Poi ti fumi. Poi fumi? Sì. Ma E non poi è- ti portano al casino. Ma non è in non è Ti in portano al casino. Ma non hai i trulli. E poi ti portano al casino, ti portano sui cocker. Che cosa c'entri? E poi ti portano a bere. A Bari? Ti portano a bere. A Bari? A bere. A bere? A bere. Beri e bari. A bere. Ah. E poi? E poi ti portano... Dove? Ti portano Sui viali. ti portano a donna, ti portano. Ho capito. E poi sai cosa ti fanno? Cosa ti fanno? Il portafoglio ti lascia in mezzo alla strada. Questo è Bari. E questo è bene. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Martina Franca, mio nonno, è di Martina Franca. Ma che dici? È mio di Cristiano, e che c'entra? Allora? A te pensare al posto dove è nato tuo nonno, no? Non ti commuovo. No. Ti facevo più debole di cuore, invece non ti commuovi per niente. Ma figurati. Per niente. Assolutamente. Pensare allo limoncino, lo pepino, lo pepaloro, la cipolla. Perché in questi posti la morte dello polpo è di la cipolla. Lo pepino la marongiana, lo pepaloro. Non ti commuove pensare a queste cose. Che c'è Paolo? Ti stai commuovendo? Aiuto! Che c'è? Che cos'è? C'entra Palermo? Cosa c'entra Palermo? Ho perso la settimana agnostica, non posso fare il lancio della Susi. Ciao Luca. Ciao Paolo. Oggi il quesito è questo. Donata è la moglie di Sandro ed è l'ora di cena. Allora Donata chiama il marito. È pronto! Ma lui non risponde. Allora riprova. È pronto! Ma non arriva. Allora va nella stanza e trova il marito che sta guardando il telegiornale.
Allora prende una mannaia e va di là e lo fa a pezzettini. In quanti pezzettini lo fa? 50. Ma non. Lascialo stare! Ma Paolo! Paolo, lascialo stare, Luca! Dai, Dio! Lascia! Vedi il cavallo, come... Vedi il cavallo di razza. Già, Ti spiego. non è cavallo. Ti non è- spiego perché tu non te ne intendi. Il cavallo di razza lo vedi proprio dall'orecchio di razza del cavallo. Ci sembra un orecchio di un cavallo questo. Poi- Non siamo alla menara, che poi poi- ci tira delle mascate, dai su. Poi vedi, c'ha il muso affilato, il dente affilato e poi il cavallo lo vedi perché vedi è attivo, È un asino. non sta, capito, fermo un secondo. Praticamente Livio è immobile, sei Lui- incogenito. lui è fermo. non sta fermo, guarda. Pupà Io- dipinto, Vieni mi qua. sembra dipinto. Guarda un po', guarda come reagisce, guarda come reagisce, guarda come sta reagendo. Guarda A reagire ha reagito, Guardo gli asini che volano nel cielo e le papere sulle gondole si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come inchiostro. Vanno i treni sopra il mare tutto blu e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle corna dei bambù. Du, 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 du. Sbadigli? Avevamo sbadigli, sono andato a dormire tardi. Ah, sei andato a dormire tardi, Sono andato a dormire tardi. Bravo. Bravo. Sei drogato? Sono andato a dormire tardi e basta, mi sono drogato. Le occhiaie. Che occhiaie? Hai 20 anni, ne dimostri 42. Te ne ho 30, però. Ma vedi. Che cosa vedi? Io tra 20 anni che arrivo. Sì. Hai mai fatto del bene tu? Sì. A te stesso l'hai fatto del bene, No. stronzo. Ma come? Come giovani. Ma i giovani... Fannulloni. Ma non è vero. Perdi giorno. Non è vero. Andate all'università a grattarvi i coglioni. No! Ci vorrebbe un po' del... Che cosa? Di che che vi cosa? farebbe tarellare. Ma chi? E almeno andate a figa. No. I frocetti siete. No! Ma perché deve dire così? Ma senti un po'. Dimmi. Ma perché non ti piacciono le donne? Ma mi piacciono! Donne. Ma mi piacciono! Mi piacciono le donne! Dai, su, si vede, su. Che Dai, cosa? frocio, su. Ma no! E dai. Ma non è vero! Allora. Ma non è vero! Guardi bene negli occhi. Non troppo. Non farmi l'occhiolino. Non ho fatto... Non farmi l'occhiolino. Non ho fatto l'occhiolino! Schifoso. Pronto? Ciao Fabio, sono mamma. Mamma, mi chiamo Paolo. Come Paolo? Scusa. Niente, no. Paolo, come stai mio bambonetto, come stai? Sto bene, ma sto bene. Senti, caro Paolino, sei sempre in giro con tua amica Luca? Sì, mamma, sono in giro con Luca, siamo adesso... Che bel ragazzino che è. Chi? Mi piace quel ragazzino. Ma chi, Luca? Vabbè, ormai io sono vecchia, non posso più pensare a queste cose. Ah, perché scusa, ma avresti... se no tu avresti insidiato Luca, non so... Se l'avessi beccato 30 anni fa quel Luca lì, ci facevo una festa che te lo Ma mamma, ma cosa dici? Ma smettila un po', su, dai. Non me ne scappava uno di quelli. Mamma, non mi...
Mamma, non mi vanno questi discorsi, guarda, abbi pazienza, tientele per te. Caro Paolino, la tua mamma ha deciso che visto che ti manca da impazzire, No, mamma, non venire. guardiamo se c'è quel Luca lì che ci volevo dare. Ah, ma vieni per Luca, vieni. Da vicino a quello bambanuccio lì. Mamma, ma cosa... Mamma... Paolo. No, vai. Sì, sì, ciao. Caro Paolino della Mammutto da Pettolo, quante ne spennate sono Vai, lasciami stare lì, lasciami, vai via. Basta, mamma. Royal Canadian blended, the spicy aroma had mended me. Matured for years and imported into my glass she poured it. And you're the only reason that I remain unfrozen. Presidente! Presidente! Ma cosa ne pensa di questo viaggio? Presidente! Ma lei è alla guida? Presidente! Oh, yeah! Me l'ha dato in testa! E Dio santo! Non vi accalcate! Cazzo! Scusate! Thank you.